gli eventi del territorio, ben ritrovati a Col San Martino, siamo alla 68esima edizione della mostra del Valdobbiadene di OCG all'interno della 29esima edizione della primavera del Conegliano Valdobbiadene Prosecco. Con noi il nostro carissimo amico Luciano Stivale, che è il presidente del Proloco. È sempre un piacere essere qui invitati a questa bellissima manifestazione. A te la parola per descrivere questo bellissimo evento. Buonasera a tutti quanti voi. Come detto prima il signor Luigi, siamo arrivati ormai alla 68esima edizione della mostra del Valdobbiadene di OCG di Col San Martino. Abbiamo avuto un inizio veramente scoppiettante, devo dire che l'inaugurazione è stata veramente un qualcosa di eccezionale, non pensavo veramente fosse un qualcosa di così grande. Devo ringraziare per questo tutti quanti quelli che si sono adoperati perché questo potesse riuscire, in particolar modo al nostro sindaco, alla giunta comunale, alle forze dell'ordine locali, ai carabinieri, perché veramente hanno fatto un lavoro immane per poter mettere in sicurezza tutta quanta la zona. Allora, gli espositori dovrebbero essere 80 e qualcosa più gli espositori del secolo, quindi dovrebbero essere sopra i 100. Per un 100 mi vado a stima 186 etichette di spumante di OCG e una trentina di quelle di tradizione. Assolutamente, in primis devo elogiare i miei diretti e stretti collaboratori che sono i ragazzi del Consiglio del Proloco, perché onestamente la mostra è iniziata da poco tempo, però noi ormai ci lavoriamo da parecchi mesi, quindi un grazie a loro per gli sforzi, per lo sforzo che stanno facendo in questo momento, stanno sacrificando tempo a loro, alle loro famiglie, al lavoro per essere qua. Credetemi, organizzare Col San Martino non è poi così facile, credetemi. E in più non solo per i miei stretti collaboratori, per tutti quanti che vengono qui a dare una mano. Pensate che qui per far funzionare tutta quanta, perdonate la parola, la baracca, ci vogliono circa 130-140 persone. E quindi anche noi ci uniamo per tutto il ringraziamento a tutti i volontari e a tutta la gente che lavora dietro le quinte. Luciano, grazie. La kermesse è a metà percorso più o meno, ce ne sono altrettanti da fare, è impossibile ricordare tutti gli eventi perché ci sono i volantini da controllare sparsi per il paese, il vostro sito, ma tu puoi invitare tutti i telespettatori a venire qui a Col San Martino in questa bellissima mostra. Assolutamente, dovete venire qua a Col San Martino, perché qui oltre ad essere la mostra più longeva del Valdobbiadene di OCG, perdonatemi un po' la presunzione, ma questa qui è la più bella, la ritengo la più antica, e quindi per forza di cose non si può mancare qua a Col San Martino. Yeah.